Avete già visto chi sono state le due vincitrici di queste due importanti manifestazioni organizzate dal gruppo sportivo ricreativo Mignegno e dal gruppo sportivo Amici del Ciclismo, con il patrocinio della provincia di Massa Carrara, della comunità montana della Lunigiana e in collaborazione con il comune di Pontremoli. Abbiamo visto il via dato dal consigliere federale Di Iorio, 71 le atlete al via in questa categoria, 8 giri per un totale di 67 km. Purtroppo al mattino le condizioni atmosferiche non sono state delle migliori, ma dobbiamo dire che queste giovani atlete hanno veramente onorato la prova, che era valida anche per l'8° trofeo dottor Claudio Cavazzini, 7ª Coppa Città di Pontremoli, 3ª Coppa Cassa di Risparmio della Spezia e 13° trofeo Adele ed Emilio Filippi. Siamo alla via, come possiamo vedere è una mattinata piuttosto incerta, più avanti la corsa sarà letteralmente flagellata da un violento acquazzone, ma dobbiamo dire che si è trattato di una bella competizione. Vediamo nelle prime posizioni le atlete della Mamma Fanini, la campionessa toscana Silvia Bordigoni, che sarà una grande protagonista. Con le immagini siamo al terzo giro degli 8 in programma, all'inizio di una salita, uno strappetto non molto impegnativo, ma naturalmente ripetuto per diverse volte e soprattutto in considerazione anche che queste ragazze sono le junior, quindi le più giovani, e si pensava che potesse fare magari anche una selezione un pochino più grossa. Vediamo il gruppo impegnato nella terza ascesa di questa rampa, campionato italiano di ciclismo femminile disputatosi a Pontremoli, ripeto, in questo ultimo lembo di Toscana, che ha dimostrato veramente di avere grosse tradizioni nel ciclismo femminile, e anche domenica i dirigenti che hanno organizzato questo doppio impegno hanno assolto, direi nel migliore dei modi, il loro compito. Vediamo ancora sul gruppo compatto, c'è in testa la Simona Grossi del gruppo sportivo Mamma Fanini 2L di Lucca, ma dicevo il gruppo è ancora compatto. Siamo alle battute in un certo senso interlocutorie, sono stati percorsi a questo punto una 25ina di chilometri, forse qualcuno in meno dei 67 in programma, e naturalmente la corsa doveva entrare nel vivo. Qui siamo al quarto giro, metà gara, si passa al traguardo e c'è un attacco di Lucia Falcomer del gruppo sportivo Castagnole di Treviso. Vediamo questa ragazzina inquadrata in questo momento, sta spingendo a pieni pedali, il numero di gara 47, il suo vantaggio però è minimo, c'è subito la reazione del gruppo delle inseguitrici ed anche questo primo tentativo di una certa consistenza da lì a poco verrà ad esaurirsi e quindi si tornerà a ranghi compatti. Ecco proprio nel momento che la Falcomer viene agganciata dalle altre. Siamo passati al quinto giro, c'è un attacco delle atlete della Mamma Fanini, esattamente con Michela Fanini e Beatrice Piazzini, le vediamo in questo momento. Alle due si sta agganciando Barbara Menegon, che sarà poi la vincitrice del titolo. Vediamo ancora le due atlete lucchesi ed è questa la piccola Menegon che si aggancia in questo momento al trio di testa. Ripeto, siamo al quinto degli 8 giri in programma, c'è questo attacco che dopo qualche chilometro verrà, direi, rintuzzato dalle altre atlete. A questo punto, come dicevo in precedenza, sulla gara si è abbattuto un violento nubifragio che non ha permesso nemmeno al nostro operatore di poter girare le fasi, direi, finali della corsa, e quindi ci siamo dovuti in un certo senso trasferire all'arrivo per la conclusione di questa prima gara della giornata, riservata, ripeto, alle junior. Come potete vedere sta piovendo a dirotto, nel finale c'è stato l'allungo a una dozzina di chilometri dall'arrivo di Barbara Menegon, che ha dato vita a un testa a testa splendido con Simona Bordigoni della campionessa toscana, ed ecco la battistrada Barbara Menegon del gruppo sportivo Valzoldana Favel di Treviso, ha ancora una manciata di secondi nei confronti della Bordigoni e a braccia alzate viene a conquistare il titolo tricolore juniores. Quindi prima la Menegon davanti alla Simona Bordigoni, che la vediamo già in fondo al rettilineo. Bella la prova della campionessa toscana, che si è classificata al secondo posto, quindi una medaglia d'argento veramente meritatissima, un ritardo di 18 secondi.
Quindi vediamo la Simona Bordigoni che gareggiava praticamente davanti ai propri sostenitori che taglia il traguardo. Qui c'è lo sprint per la terza posizione, il ritardo è 40 secondi per il gruppo delle inseguitrici e vediamo c'è l'Amereu che si aggiudica il quarto posto davanti alla Longhin e dalla Zoncada. E quindi conclusione sotto l'acqua di questa prima gara del mattino. Andiamo ora ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato. Ed eccoci con la neocampionessa italiana delle junior Barbara Menegon, che in un finale veramente emozionante ha avuto la meglio sugli avversari. Allora Barbara, vorrei subito complimenti e vorrei che tu mi dicessi, l'azione solitaria era programmata o è nata così? Cioè avevamo deciso con la squadra di fare dei tentativi di fuga, vedere se riuscivamo a sganciare la Luperini e le altre. Poi ha scattato la Bordigoni sul strappo di salita, io ci sono andata dietro e alla fine sono riuscita a staccarla e sono arrivata da sola. Nel finale hai mai avuto paura che ti prendessero? La Bordigoni era abbastanza vicina. Sì, avevo sempre la paura, però la voglia era tanta e è stata quella che mi ha aiutato, e anche tutto il merito della squadra dietro, che penso che abbiano dovuto faticare molto per tenere fermo il gruppo. Comunque è andata bene. Senti, in questa stagione cosa hai fatto? Quante vittorie hai ottenuto? Ho fatto una vittoria interregionale e questa, che è la più importante. Ci credo. Senti, vorrei che tu mi dicessi dove sei nata, da quanti anni gareggi? Sono nata il 9 gennaio del 73, sono 4 anni che gareggio e per Val Soldana? Per la Val Soldana. Senti, una curiosità, com'è che sei arrivata al ciclismo? Sempre fin da piccola, quando avevo 4 anni mi è sempre piaciuto e ho finito le scuole, ho detto provo, se mi va bene continuo, se non va bene smetto. Ora con questa maglia tricolore addosso le responsabilità aumenteranno? Beh, insomma, il prossimo anno posso senior, dunque devo lasciarla molto presto. Ed ora siamo con Silvia Bordigoni, la campionessa toscana che è stata grande protagonista qui a Pontremoli, ma purtroppo si è dovuta accontentare del secondo posto. Vorrei che tu mi descrivessi subito il finale, com'è nata la fuga e poi non c'è stato proprio niente da fare con questa veneta. È stata una corsa dura, ho tentato all'ultimo giro la fuga e quella che ha vinto, la Menegon, è venuta dietro, mi ha staccato in salita e non ce l'ho fatta stare dietro, ma va bene così. Comunque un secondo posto a un campionato italiano credo sia sempre un risultato di tutto rispetto. Sì, per me sono del primo anno, penso di aver fatto anche troppo. Ecco, la gara è venuta fuori, la gara che ti prevedevi, credi che anche le condizioni atmosferiche abbiano influito? Certo, penso che se il tempo non era così brutto potevo far di meglio. Tensa con ancora il consigliere federale di Iorio, insieme a lui Angeloni, che insieme a Mastroviti hanno pilotato le due manifestazioni, e si parte con 54 atlete al via. Devono percorrere 12 giri del circuito cittadino, un circuito veramente spettacolare. Anche gli sportivi hanno avuto l'opportunità di poter seguire in diverse fasi la gara, perché naturalmente si transitava per le vie cittadine di Pontremoli e zone limitrofe, e quindi le atlete hanno avuto la possibilità di potersi esibire davanti ad un pubblico veramente numeroso. Fortunatamente nel pomeriggio non ha piovuto, anche se le condizioni sono rimaste anche in questo caso piuttosto incerte. Avvio velocissimo, in questo momento vediamo il plotone che sta lasciando Pontremoli, e qui siamo dopo 2 giri e cogliamo proprio il momento dell'attacco di Valeria Cappellotto. Sarà la fuga decisiva, praticamente dopo una nemmeno una ventina di chilometri di gara nasce questa azione, la promuove Valeria Cappellotto, la vediamo con il numero 262, anche lei è della stessa società della Menegon, della FALV Lampadari Val Soldana, e vediamo sulla Cappellotto si stanno riportando altre atlete. Siamo ancora sulla battistrada contrassegnata con il numero di gara 62, quella che sta arrivando è Lucia Pizzolotto, numero di gara 35, poi giunge anche la Nada Cristofoli, quindi 3 atlete al comando nel corso del terzo giro. Sembrava una fuga di poco conto, naturalmente di quelle fughe che servono
servono a vivacizzare la fase iniziale delle varie manifestazioni, e invece questo terzetto ha trovato subito l'accordo. Le vediamo qui impegnate al quarto giro sulla salita, sulle 3 si stanno riportando altre 2 concorrenti, stanno per agganciarsi e fra poco avverrà il ricongiungimento. Si tratta della Nadia Stramiglioli e dell'Eloise Schiavetti, le vediamo a non più di una trentina di metri, quindi al quarto giro si va a formare al comando un drappello di 5 unità. Il vantaggio a questo punto è già di 1 primo e 25 secondi, quindi un vantaggio di tutto rispetto. Ma naturalmente non siamo ancora a metà gara e tutti pensavano che questo tentativo potesse resistere forse per qualche altra tornata, ma non potesse andare in porto. Invece, soprattutto sotto la spinta della Cappellotto, la vediamo ancora scattare in questo momento, bravissima, e della Pizzolotto, le 5 atlete che transitano in questo momento davanti la linea del traguardo incrementavano il proprio margine e a questo punto siamo già oltre i 2 minuti e 20. Vediamo con il numero 31 la Nada Cristofoli, poi le altre che stanno dando il cambio a quest'atleta, e quindi dicevo il vantaggio stava aumentando per andare a toccare la punta massima di 3 primi e 40 secondi nel corso della 8ª tornata. Eccoci ancora sulle 5 battistrada, le ricordo: Valeria Cappellotto, Lucia Pizzolotto, Nada Cristofoli, Eloise Schiavetti e Nadia Stramiglioli. Vediamo le 5, le lasciamo andare, e il gruppo, come possiamo vedere da queste immagini, non si preoccupa più di tanto. Vi ricordo, queste immagini vi giungono da Pontremoli al seguito del campionato italiano di ciclismo femminile organizzato dal gruppo sportivo ricreativo di Mignegno e il gruppo sportivo Amici del Ciclismo, sempre della stessa località. Qui siamo sul drappello delle inseguitrici, a questo punto il ritardo sfiora già i 3 minuti primi e come possiamo vedere non sembra esserci molta preoccupazione nel drappello delle inseguitrici. Siamo al 7° giro, le 5 battistrada stanno per passare dal centro, dal splendida centro storico di Pontremoli. Le vediamo a questa curva, una curva piuttosto pericolosa ad angolo retto a sinistra. Noi le seguiamo dal dietro, le accompagneremo nella piazza principale dove c'è anche il municipio di Pontremoli. Siamo alle spalle, ricordo, di Cappellotto, Pizzolotto, Cristofoli, Schiavetti e Stramiglioli. Ecco le 5 battistrada nel pittoresco borgo di Pontremoli, nel cuore della Lunigiana, una località che ha grosse tradizioni ciclistiche, e vorremmo ricordare che in questo paese abita anche Antonio Mazzon, corridore dilettante, e naturalmente siamo ancora sulle 5 ragazze di testa, le vediamo in queste belle inquadrature. Eccoci nuovamente su Valeria Cappellotto, numero di gara 62, con il numero 60 abbiamo visto la Nadia Stramiglioli, poi vediamo in ultima posizione la Lucia Pizzolotto, che sarà poi la campionessa italiana, direi senior, forse magari un tantino a sorpresa, ma direi un titolo veramente meritatissimo, in quanto in questo punto siamo durante l'8° giro, il vantaggio è stabilizzato sopra i 3 minuti primi e il gruppo stenta a reagire, ad organizzare l'inseguimento. Forse le big si stavano controllando, ognuna forse pensava che l'altra facesse la prima mossa. Vediamo, ecco, siamo nuovamente sul gruppo delle inseguitrici al passaggio dal rettilineo del traguardo, e ci sono le compagne di squadra della Cappellotto che stanno controllando molto bene la situazione, e vediamo l'Alessandra Cappellotto con il numero 61 in questo momento al comando, sempre del gruppo sportivo Valzoldana Favel Lampadari, e sono naturalmente atlete venete, e il gruppo, ripeto, è ancora abbastanza tranquillo, e siamo al termine dell'8° giro, quindi vediamo ancora il gruppo che si è notevolmente assottigliato sfilare davanti alla nostra telecamera, e fra poco ci riporteremo in testa alla corsa questo campionato italiano di ciclismo femminile junior e senior. Ecco, vediamo, siamo proprio in fondo al plotone che è chiuso dalla Mariani, contrassegnata con il numero di gara 44. Davanti c'è stata bagarre durante il 9° giro, siamo all'inizio della salita, sono rimaste al comando la Cappellotto e la Pizzolotto.
Le vediamo le due atlete vanno su appaiate, è la Pizzolotto in questo momento che sta facendo l'andatura, sulla sua ruota la Cappellotto. Le due hanno una manciata di secondi di vantaggio sulla Stramiglioli, contrassegnata dal numero 60. Ecco, vediamo il pubblico che era veramente numerosissimo ad applaudire queste atlete che hanno veramente onorato, oltre che con le loro prodezze atletiche, anche con la loro gentilezza, la loro grazia. Dobbiamo dire che nella carovana c'erano diverse ragazze veramente carine, mentre altre naturalmente erano forse più adatte alla fatica del ciclismo che non. Ecco, siamo con le due di testa in vetta al leggero strappo. Fra poco dovremmo vedere comparire la Stramiglioli che si sta riportando sulle due battistrade, quindi ottima anche la sua prova e ha reagito generosamente all'attacco della Cappellotto e della Pizzolotto, che vediamo nella successiva discesa, inquadrata in questo momento, mentre su di loro la vediamo sta giungendo, si sta portando la Stramiglioli. Quindi quando si va a completare il nono dei 12 giri in programma, 3 atlete al comando, Cappellotto, Pizzolotto, Stramiglioli. Vediamo ora alle spalle cosa succede. Ci sono ad una 25ina di secondi le altre due ragazze che componevano il quintetto di testa. Le vediamo in questo momento, la Cristofoli e la Schiavetti. Naturalmente sono molto provate e hanno dovuto desistere nella loro azione di testa e come possiamo vedere da queste immagini sono molto provate. Naturalmente praticamente la corsa sta vivendo una fase piuttosto interessante, il gruppo nel frattempo ha guadagnato un po' di terreno. Qui vediamo la Cappellotto che riceve una borraccia, c'è il giudice che la va a redarguire e praticamente gliela fa gettare, ma naturalmente la Cappellotto approfitta prima per dissetarsi e poi getta la borraccia. Ecco, lo vediamo in questo momento, un episodio direi abbastanza curioso. Le 3 atlete sono ancora impegnate in salita, siamo al penultimo giro, 11° giro dei 12, a questo punto mancano una decina di chilometri alla conclusione, forse 11, e le 3 hanno ancora un vantaggio di 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, ma dietro c'è Bagarre. Ecco la ex campionessa, la Bonanomi, sulla sua ruota c'è la Caninz. Siamo all'ultimo passaggio, 11° giro, suona la campana, vediamo la Roberta Bonanomi, numero di gara 27, la Maria Caninz, numero di gara 3, si è venuta a formare alle spalle un drappello con dentro anche la Chiappa, la Seghezzi, la Bandini, la Turcotto e la Calliope, che stanno direi guadagnando terreno sulle 3 battistrada pedalata dopo pedalata. Siamo ancora sul Maria Caninz, questa con il numero 27 Roberta Bonanomi, poi vediamo la Chiappa, la Seghezzi, la Bandini e le altre. Dicevo, un finale veramente splendido con questo drappello che si è gettato forse un po' tardivamente all'inseguimento delle 3 battistrada, che riusciranno a resistere al ritorno di queste inseguitrici, da presentarsi ancora con una manciata di secondi, esattamente una quindicina sul rettilineo d'arrivo. Dobbiamo ricordare che la media è stata di oltre 34 e nonostante la lunghezza 100 km percorsi in 2 ore e 56, vediamo il grande pubblico che era al traguardo ed ecco le 3 battistrada in fondo al rettilineo. C'è un testa a testa veramente splendido fra la Pizzolotto e la Cappellotto, con la Pizzolotto, la Lucia Pizzolotto che avrà la meglio con un colpo di reni. Ecco, vediamo il momento dell'arrivo, Pizzolotto campionessa italiana, seconda la Cappellotto, terza la Stramiglioli. Poi a 15 secondi volata per la 4ª posizione, anche qui c'è uno sprint serratissimo con la Chiappa che ha la meglio nei confronti della Seghezzi, della Caninz, la Bandini, Turcotto e le altre. Quindi conclusione con questo bel primo piano della neocampionessa italiana, che ora andiamo ad ascoltare nelle interviste del dopocorsa. Siamo con la neocampionessa italiana senior Lucia Pizzolotto. Allora, complimenti prima di tutto, e vorrei che tu mi descrivessi un momentino quando è nata quella fuga. Sembrava un po' una fuga folle, era all'inizio della gara, con quale convinzione eri dentro? Siamo partite al secondo giro, mi pare, io ero lì per controllare la corsa, di essere davanti, perché avevo la Bandini dietro che era una possibile vincitrice, quindi dovevo essere davanti con le fughe, e ci è andata bene che la fuga è andata all'arrivo e
sono contenta di avercela Ecco, quando ti sei resa conto che la fuga poteva andare all'arrivo? All'arrivo, perché stavano rientrando e fino all'ultimo non ci credevo. Senti, lo sprint è stato serratissimo, come l'avevi impostato e chi era che temevi delle tue due compagne di fuga? Beh, naturalmente la Valeria Capellotto, che è sulla carta più veloce di me, ha vinto già quest'anno, è in buona forma e naturalmente era lei da battere. Un giudizio su questo percorso? È molto impegnativo, in più viscido dalla pioggia e insomma è stata dura. Senti, vorremmo così fare una piccola carta d'identità. Da quanti anni gareggi, dove sei nata e per quale società gareggi? Sono nata a Badoere di Morgano, vivo attualmente a Villorba. Nel 1960 gareggio da 15 anni, sono stata ferma 2 anni e rientro questo. E quest'anno è la prima vittoria, ho fatto tanti piazzamenti ma è la prima vittoria quest'anno. Ecco, vediamo alla mano sinistra la fede, quindi vuol dire che sei sposata, quindi questa vittoria a chi la vogliamo dedicare? A mio marito, che è tutto per me, dal massaggiatore, tecnico, preparatore, accompagnatore, tutto, e merito suo se sono qua naturalmente. E sicuramente sarà un ulteriore trampolino di lancio per un'ulteriore consacrazione nel mondo del ciclismo, questo all'oro. Beh, un trampolino di lancio, beh, la mia età è difficile. Ma c'è la Caninse comunque... che ha qualche anno più di te, è ancora fra le più forti. Sì, ma è un'altra pasta, la Caninse. Io spero di continuare bene, onorare adesso la maglia che indosso e di continuare finché posso, continuo insomma. Ed eccoci ora con Maria Caninse al termine di questo campionato italiano senior, un ottimo piazzamento, ma purtroppo nel finale dietro forse vi siete mosso un tantino tardi. Ma diciamo logicamente era un percorso che tutto sommato andare via da sola non sarei mai riuscita, e dopo prima d'arrivo c'era una curva che anche arrivando con un gruppetto pensavo di essere battuta comunque, allora non è che mi sono data da fare più di tanto, cioè così sono stata un po' così a vivacchiare anch'io e diciamo ho raccolto quello che, anzi di più di quello che speravo, diciamo. Un giudizio sul percorso forse non era proprio adatto alle sue caratteristiche? No, sicuramente era un percorso, meno male che non ha piovuto ed è stato sicuramente molto meglio, se no sarebbe stato anche un tantino pericoloso. Comunque dai, siamo stati fortunati, non è successo niente, credo che non ci siano state cadute, per cui tutto è andato bene. Ecco, lei è stata un po' quella che ha tracciato una grossa linea del ciclismo femminile, come lo giudica il movimento al momento attuale? Ma sicuramente abbiamo diverse ragazze, abbiamo visto anche al mattino tanto juniores, diciamo che il futuro del ciclismo è nelle giovani, nelle juniores, finché ci sono tante giovani partenti possiamo solo dire che il ciclismo vive bene. Ed ora siamo con il consigliere nazionale della Federazione Ciclistica di Iorio, che era presente a questo doppio impegno qui di Pontremoli. Ecco, da parte della federazione vorrei così un commento a caldo, come ti sembra che sia andato? Io dico senz'altro bene, oggi gli sportivi toscani e le società italiane hanno dato una prova abbastanza rilevante. Devo aggiungere che Pontremoli oggi, la società, gli organizzatori, gli sportivi tutti hanno messo ancora un tassello alla nostra scacchiera federale, alla nostra e alla loro scacchiera federale. Quindi questo ciclismo femminile mi sembra che sulle orme delle prime imprese della Maria Caninse stia trovando altre rappresentanti valide. Sì, senz'altro. Il ciclismo femminile è in espansione, non solo, ma non abbiamo solo le 31enni, le 29enni, le 40enni, ma abbiamo altre ragazze che si stanno facendo avanti e senz'altro ci porteranno dei buoni risultati in campo internazionale. Certo, ci vuole pazienza perché è un settore che ci si deve andare un po' con i piedi di piombo. Al termine di questo campionato italiano junior e senior siamo con Gianfilippo Mastroviti, uno degli massimi organizzatori qui di Pontremoli. Allora ti ritieni soddisfatto di come sono andate le cose? Ma ti dirò che per noi era veramente il massimo poter pretendere questo campionato italiano. L'abbiamo ottenuto e ti dirò che sono veramente contento. Il tempo non è che stamani ci sia stato molto favorevole, comunque nel ciclismo tu sai benissimo che dobbiamo correre con qualsiasi tempo e bene. Comunque le medie sono state elevatissime. Il tracciato a mio parere anche delle atlete era veramente invidiabile, quindi un tracciato nervoso, un tracciato con molte difficoltà e difatti abbiamo visto che hanno vinto delle atlete veramente all'altezza e in condizioni. Ciò significa che dovrebbe almeno, secondo noi, tutto è andato per il meglio. Quindi queste zone che hanno una grossa tradizione di ciclismo femminile hanno confermato ancora una volta di essere all'avanguardia, direi non soltanto in Toscana, e questo voi sperate che possa essere
essere il primo magari di qualche altro impegno a questi livelli. Tu mi stai solleticando e mi stai provocando. Ti dirò che in cantiere ci sono tante cose. Non ti dico cosa perché è un nostro segreto, vogliamo ancora cullarci questo segreto che abbiamo. Però ti dirò, ecco, questo per la stima che noi abbiamo per la vostra emittente, vi dirò che al momento in cui partoriremo questa nostra nuova idea, sarete la prima emittente a essere informata di cosa abbiamo in cantiere. Ed ora siamo con il signor Sergio Cariola, che è il presidente qui di questo comitato organizzatore di queste due belle manifestazioni. Anche a te vorrei chiederti un giudizio così a caldo, come ritieni che sia andata? Secondo me bene, molto bene, soprattutto se ci si riferisce alle aspettative maturate con le previsioni del tempo di questi ultimi giorni. Se questa mattina si doveva esprimere un desiderio era che la gara delle Seniores riuscisse nella maniera in cui è riuscita. C'è stata battaglia, non ci sono state cadute, c'è stato flusso di gente, credo che dal nostro punto di vista sia stato il massimo. Anche il percorso, devo dirti che ho parlato con diversi atlete e l'hanno trovato valido, quindi questo credo sia stato un riconoscimento al vostro lavoro, per un organizzatore penso sia importante. Certo, è importante, diciamo che naturalmente il percorso non l'abbiamo scelto noi in toto, c'è stata la collaborazione del settore tecnico della Federazione Ciclistica di Milano e quindi c'è stata una collaborazione, il risultato, se è stato soddisfacente, ci rende, diciamo, felici ulteriormente. Ecco.